Ed eccomi qua in questo nuovo video. Bene ragazzi, oggi siamo su Akinator. Dicono che è il genio più intelligente e ora vedremo se ora ragazzi cerchiamo sto pensando ai personaggi. Messaggi nel frattempo. Cerchiamo fandom Cica, se si dice. Allora no indossa abiti maschili, no, e femmine sì, a potere no, allora sì, indossa vestiti, no, no, non fa parte di metà, fa parte di Five Nights at Freddy, è giallo, no, ovviamente Fandom Cica è nera, mezza nera, no, è un gatto, no, le gambe di un uccello, sì, di una gallina, è una gallina Cica, ha a che fare con i capi, sì, a me, ma se non esiste come c'è andata a Milano? E ora vediamo, forse dice Cica normale. No, dai Cica! È sempre Cica ma non è Fandom Cica. Ha più di 20 anni, no? Ma che c'è uno figlio? Sì. Ha mai portato una maschera gialla? Sì. No, non ho detto vediamo. Indovina forse Cica normale. Vediamo un po'. Ah, Fandom Cica. Allucinazione di Five Nights at Freddy 3. Però questo è Shadow Bonnie. No, vabbè. Guardate quante volte mi ha indovinato. Ora ragazzi, non faremo un altro personaggio di Five Nights at Freddy, ma lo faremo indoviniamo Akinator, lui stesso. No, già come ho visto nei video ci hanno tentato molte volte di indovinare lui stesso. È un animale, no, ai baffi sì, stupido, non è neanche il tempo ragazzi, neanche il tempo. Akinator, sì. Akinator si è indovinato lui stesso. E ora ragazzi cerco penso a un personaggio che non lo deve indovinare nessuno. Che personaggio? Menike! Forse non so se lo vedo, ma accettiamo. Questo personaggio indossa le scarpe, sì. È femmina, no. È cattivo, no. Combatte, no. Reale, sì. È nato in Italia. Perché si è fatto tutto rosso? È nato in Italia, no. Sì. No, non gioco nella società di calcio italiana.
E gioca ancora a calcio, sì. Vive in Inghilterra? No. Gioca nel Barcellona? No. Ha a che fare con il Real Madrid? No. Io gioco in una squadra tedesca? Juventus, non lo so. È nato in Argentina? No. Ha i capelli lunghi? Penso di no. Ha la pelle scura. Scusate. Un attaccante? Beh, penso che sia un attaccante. Diciamo di sì. Belga. Mettiamoci sì. Di nuovo sì. Vediamo. Origine. Ragazzi, non lo sta indovinando. È nato in Belgio? No. Gioca nell'Everton. Mettiamoci sì. Ha giocato non lo so. È grasso? No. Gioca in serie minori? No. Ha a che fare con Milano? No. Ma certo! Ragazzi! Questa è la prima volta che gioco ad Akinator, che faccio un video di Akinator. Ma non mi sono accorto che Akinator usa il cellulare. Ma che genio è! Lui dovrebbe indovinare senza cellulare. Invece si prende il suo e se lo cerca. E guardate, sta anche fischiando. Bravo Akinator! Sei il genio migliore che io conosca. Madonna. No. Parla tedesco? Non lo so. Gioca nel Chelsea? No. È europeo? No. È africano? No. È brasiliano? No. Ha giocato in Serie A? No. Guardate come forte? Sì. Il calcio è sudamericano? No. È americano? No. Questo non lo so. Ha i capelli rasati? No. Ha vinto la Champions League? Non lo so. Probabilmente, ragazzi, mettiamoci. Vediamo chi indovina. Se non è lui, torniamo. Drogba? No. Ora, sì, continuiamo. Che è successo? Aspetta. Cambiamo personaggio, ragazzi, perché ci mette un sacco a indovinare. Allora, ha giocato nel Sevilla FC. Sto pensando al personaggio. No, il Purple Guy non indovino sicuramente. Indoviniamo me stesso, io. No. Attualmente vive in Francia, scrive benissimo. Gioca nel Bayern Monaco, no. Ha la maglia blu, no. Vive in Germania, no. Da quando io sono catanese, quindi non ho neanche origine arabe. Ha due sorelle, no. È famoso. Sì, famoso, faccio video, ma è che sono famoso. No. Sì, va bene. Gioca come esterno. Segna molti gol. Beh, quando gioca a calcio. Sì. Ha visto in Inghilterra? Mai. Esiste davvero, certo. Gioca per una società sportiva spagnola? No.
ha origini africane? Sì, va bene. No. Gioca come laterale? No. Ha vissuto in Gran Bretagna? No. Ma non lo dice viva a Catania. Gioca nella Roma? No. Ha meno di 25 anni? Molto. Ha vissuto in Francia? No. Si è mai casato? Va bene, va io. Perché mi devo rasare i capelli. Diventa famoso. Ma che famoso. È un giocatore di rugby? No. È un cittadino degli Stati Uniti? No. Primeggia in uno sport in cui si usa la palla? Sì, qualche volta. Un calciatore? No. È asiatico? No. È mai stato innamorato di lei? Ma chi è? No. Andiamo. Ora esce un video. Niente. E c'è pure questa ragazza? No. Io non sono niente per questo. È un giocatore di basket? No. È uno sportivo? Sì. Io sono uno sportivo, Un giocatore del rugby? No. Per me non gioca in una squadra? No. È un giocatore di golf? No. È un tennista? No. La conosci di persone? La conosci di persone? No. Sono io. Sono attore? No. È morto? Ragazzi, in realtà tutti i video che stavate guardando non sono io vivo, in realtà io sono morto. Perciò questo video è un video del fantasma di Fabrizio, che io non sono vivo. Ah, guarda, no. È veramente esistito, sì. Ha partecipato alle Olimpiadi. Va bene, no? Ha a che fare con le macchine? No. Quadrato? Il quadrato. Preciso Akinator, sono proprio quadrato. Allora, se trovi il personaggio esterno. Ma qua ci sono tutti. No. Skin 9 del gamma sistema. Videogioco. Combat. Eccolo, un bambino che ci riesce a fare video su. Grazie Akineto, grazie. Non fatemi i complimenti. Ora ragazzi, fatemi controllare. Non fate caso a ste 13 minuti. Ragazzi, facciamoci indovinare altri 3 personaggi a Akinator e concludiamo qua il video. Fatemi analizzare. Morata, sì. Cerchiamo Morata. È nato in Italia? No. Un calciatore? Sì. Sì, sono uno squadra italiano. Ha a che fare con la Juve? Alla pelle scura? No. È nato in Argentina? No. È croato? No. Viene dalla Spagna? Sì. Subito. Parla tedesco? No. È nato a Rieti? Oh, Alvaro. Alvaro Mora. Complimenti.
altre 2 volte a che fare con il mondo dello sport. John Cena. Facciamoci indovinare John Cena. Poi aspettate, ho sbagliato. Sì. E di nazionalità italiana no. Non attaccando no. È famoso per questa calcio no. Combatte sì. Sì. Ha i capelli lunghi. Viene soprannominato John Cena. My name is John Cena. Alla fondo John Cena. Come me lo immaginavo io. John Cena. L'ultimo ragazzi, l'ultimo. Aeroplane. Facciamoci indovinare Aeroplane. Esiste davvero? Aeroplane. No. Combatte. No. Fa parte di un bastone no. Ha a che fare con Akinator? No. Fa parte di un videogioco? Sì. Ha i capelli? Sì. Gioca a Happy Wheels? No. È maschio? Sì. Indossa spesso un cappello? No. Fa parte di GTA? No. È cattivo? Molto. Fa parte del genere horror? No. No. È il nemico di Steve? Sì. Ha a che fare con Aeroplane? Aeroplane, fratello di Notch. Sì. E abbiamo fatto indovinare anche Aeroplane al nostro amico Akinator. Bene. Bene ragazzi, questa è la fine del video, spero che vi sia piaciuto. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E al prossimo video, ciao!